Lunedì scorso l'approvazione da parte di EMA e AIFA, le agenzie europea ed italiana per il farmaco. Ieri l'arrivo in regione delle prime dosi di vaccino bivalente. Si tratta dei vaccini Pfizer e Moderna, con formulazioni che proteggono sia dal virus SARS-CoV originario, sia dalla variante Omicron. A Padova sono state consegnate le prime 74.880 dosi in azienda ospedaliera hub per tutta la provincia di Padova. Queste dosi saranno prenotabili a partire dal prossimo lunedì sulla piattaforma regionale vaccinicovid.regione.veneto.it. Per quanto riguarda l'azienda ospedaliera, 200 dosi saranno somministrate al Policlinico sabato 17 e sabato 24 settembre, ma i sanitari sono pronti ad aprire nuovi slot in caso di richiesta. L'arrivo dei vaccini con le nuove formulazioni si spera porti ad un aumento delle prenotazioni, andata a rilento in queste settimane, soprattutto in vista dell'autunno, quando l'infezione da Covid potrebbe sovrapporsi ai virus influenzali. La quarta dose è raccomandata alle persone con più di 60 anni, agli ospiti delle case di riposo, alle persone a partire dai 12 anni con elevata fragilità, agli operatori sanitari e alle donne in gravidanza. La somministrazione va effettuata a 4 mesi dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione.